Claudio Valente, Camera di Commercio di Verona. La Camera di Commercio sostiene il progetto ALA per l'arboricoltura della Bassa Veronese. Sì, in poche parole di cosa si tratta. La Camera di Commercio ha voluto dare una mano per presentare questo progetto, che poi sarà finanziato soprattutto dai fondi europei e regionali, per far sì che chi ha terreni anche marginali li possa mettere a disposizione per piantumazioni di piante che poi producono legno da utilizzare nel settore del mobile soprattutto, così che si raggiungono due obiettivi: dare reddito a questa agricoltura che potrebbe sembrare marginale e nello stesso tempo creare un ambiente migliore e fornire legnami di qualità per le nostre imprese artigiane che molto spesso vanno a approvvigionarsi all'estero di questi legni. Tutto qua. Direi Bisogna sintetizzare. Antonio Tomezzoli, presidente del Consorzio Veronese di Bonifica. Il Consorzio apre la settimana della bonifica con un'iniziativa sull'arboricoltura. Perché? Certamente, l'arboricoltura è uno degli elementi di novità che noi possiamo proporre al nostro territorio, ai nostri contribuenti. Un'iniziativa questa di divulgare una serie di opportunità che il Consorzio cerca di divulgare per far sì che si possa integrare il reddito dei nostri agricoltori. Adesso a giugno scadranno i bandi del PSR con i quali si andranno a ristorare coloro che avranno questo tipo di iniziative e mi sembra che in un contesto territoriale ed economico anche come questo possano essere interessanti per la nostra agricoltura. La settimana della bonifica è un momento di riflessione sullo stato del territorio. Certamente è un momento importante anche questo, con il quale noi vorremmo far conoscere a tutti i cittadini, non solo ai contribuenti o non solo agli operatori del mondo agricolo, che importanza hanno i consorzi di bonifica e che importanza ha l'attività dei consorzi di bonifica. Un'importanza fondamentale per il mondo agricolo, per il territorio, ma soprattutto anche per i centri urbani che sono, come abbiamo visto, a ridosso delle montagne, delle colline della nostra provincia e che hanno tutte le problematiche che abbiamo superato con grandissima difficoltà l'invernata scorsa. Il prossimo appuntamento delle iniziative per la settimana della bonifica? Allora, la settimana della bonifica continua nei nostri impianti con l'apertura al pubblico per tutti coloro che volessero guardarli, che volessero rendersi conto che cosa si fa all'interno di questi impianti per le scolaresche, e poi continua anche il giorno domenica 15 con una, chiamiamola così, una rassegna territoriale ambientale, proprio un'immersione per tutti coloro che volessero essere presenti nella palude del Bussatello, quindi nella parte sud-ovest del nostro comprensorio, ai confini con la regione e la provincia di Mantova, la regione Lombardia, e ci sarà una biciclettata, una visita al Museo della Bonifica che farà vedere delle cose molto interessanti, quindi un momento di compagnia nel quale le famiglie e tutti voi, se vorrete essere presenti, vedrete un po' di territorio che magari non conoscete così bene e gusteremo assieme anche una serie di prodotti enogastronomici che offre il nostro territorio straordinario. E saluto i relatori, il dottor Pozzani e tutti gli altri qui adesso, scusatemi, non ricordo i nomi, che poi vi illustreranno quella che è in sintesi. Apro questa, chiamiamola così, iniziativa, questa proposta di iniziativa. Subito dopo darò la parola al dottor Valente, che poi si penseranno i tecnici a fare tutto ciò. Il nostro è un territorio sostanzialmente con un'agricoltura che si è sempre svolta, un'agricoltura di carattere cerealicolo, orticolo, ma comunque sostanzialmente di carattere ambientale che spiccavano particolarmente quello del Museo della Pianura Veronese, che espone in questi giorni una bellissima mostra che ho avuto modo di vedere prima sull'età del bronzo e su tutti i reperti che sono stati ritrovati poi nelle nostre zone. Ci sembrava che potesse, gli agricoltori riescono a portare a casa nell'ambito della loro attività. E allora cos'è l'arboricoltura da legno? L'arboricoltura da legno non è altro che un'iniziativa che si chiede a tutti coloro che fanno attività, ma una giusta integrazione che può essere da una parte un invito anche economico per riuscire a ristorare questo tipo di agricoltura in momenti, non dimentichiamoci che abbiamo vissuto del carattere agricolo. Dall'altra la responsabilità di un ente come quello del Consorzio e della Camera di Commercio, che hanno l'obbligo etico
di riuscire a pianificare al di sopra e al di là delle contingenze economiche o socio-economiche di quel territorio. E se si andassero a fare degli interventi vicino al lago di Garda, si cercherebbe di fare interventi idonei in quel tipo di ambiente. Nel tipo di ambiente delle Valli Grandi si cerca un'arboricoltura, perché tutti noi abbiamo sentito parlare di bacini, di alluvioni che ci sono state, quindi i bacini, andiamo qua, 2 passi, la Ciarea, che ha necessità di un materiale di pregio per quella che è la produzione tipica di questi luoghi, il mobile classico, il mobile così famoso, direi in tutto il mondo, localizzazioni ben definite anche dei prodotti che si fanno, non ha il materiale elementare sul quale lavorare per fare questi mobili. E allora ci siamo detti, perché non iniziare da lì a fare un ragionamento e cercare di essere un elemento fondante dell'ambiente, del paesaggio che si sta sviluppando sempre di più, perché il turismo lento, il turismo enogastronomico ambientale ha sempre più piede, molto di più del turismo di massa dei lettini e delle spiagge, e quindi abbiamo detto accompagniamo queste misure con enti privati che potessero essere interessati. Ecco, io chiudo qua e vi ringrazio molto dell'attenzione. Claudio, ti chiedo di fare un saluto per il rappresentante della Camera di Commercio e dopo iniziamo. Dove si deve pulire compagnia bella, perché l'agricoltura evidentemente moderna ha delle esigenze, però vedo che intelligentemente il Consorzio ha accolto questo invito per dire cosa? Che la nostra pianura, le nostre valli grandi, la nostra bassa veronese ha certamente bisogno di implementazione dal punto di vista di avere delle piste dove non impediscono una giusta lavorazione del Consorzio dal punto di vista di garantire o l'acqua per irrigazione o l'acqua per essere scolata, e allora con questo intervento secondo me si utilizzare legno di pregio per trasformarlo in arte, perché noi abbiamo nella nostra zona di veri e propri artisti che purtroppo oggi vivono un momento difficile, gli artigiani del legno, perché penso che sia anche questo l'obiettivo di questo impianto, di questo progetto, perciò ringrazio chi ha avuto l'idea, adesso non lo cito tutti perché non li conosco, però ho visto che ce ne vengono molto pochi o forse neanche uno. Perciò grazie, buon lavoro a tutti, e se anche siamo un po' qui, penso che sia un po' l'orario, però io mi ricordo che quando è stata presentata mi pare che Roberto Bin, direttore generale del Consorzio Veronese del Consorzio di Bonifica Veronese. In concreto, il Consorzio che cosa fa nell'ambito del progetto ALA? Il progetto ALA è stato impostato e ideato proprio dal Consorzio di Bonifica Veronese per portare a conoscenza dei consorziati questa opportunità. Cioè, stiamo facendo un'azione di divulgazione e di informazione perché chi è interessato possa partecipare diversificando la produzione in una zona che ha vocazione cerealicola e di altro genere di questo tipo, e proponendo l'impianto di una certa arboricoltura da legno anche pregiata. Quindi noi favoriamo questa attività. Abbiamo istituito lo sportello ALA, per questo abbiamo avuto anche il contributo della Camera di Commercio, e cerchiamo adesso di favorire anche l'approccio dei consorziati al piano di sviluppo rurale, che per questo tipo di attività dà dei contributi che sono decisamente appetibili in sostanza. E se i contribuenti piantassero gli alberi lungo i canali? Noi favoriamo questa ipotesi, non sul ciglio dei canali chiaramente, ma a una distanza di 4 metri dal ciglio. Favoriamo questo impianto, e anche abbiamo già attivato in proprio una certa azione di contribuzione per chi pratica questo tipo di attività, cioè di lasciare quello spazio di circa 4 metri dal ciglio, di modo che vengono favorite le nostre attività di manutenzione, e nel contempo l'utente può piantare queste siepi alberate che gli fanno fruire anche dei contributi regionali, quelli che eroga AVEPA sostanzialmente.